Buongiorno da Leandro Magic, Rovigo in diretta, siamo a Taglio di Po, siamo nello studio di Dario Altieri. Dario Altieri, radioamatore, ma non solo, grande esperto anche di elettronica e non solo, anche questo, che ha fatto un contest ed è arrivato primo. Cosa sei riuscito, Dario, a fare rispetto a tutti gli altri concorrenti e chi erano i concorrenti soprattutto? Benvenuti nella mia stazione, mia modesta stazione, insomma, io lo dico con orgoglio, però insomma non è... ce ne sono di più grandi, ecco. E niente, allora ho partecipato a un contest che è una gara tra radioamatori, nelle fattispecie in banda 432 MHz, che è una banda a copertura prettamente, diciamo, locale, e sono riuscito a vincere, insomma, totalizzando il maggior numero di punti rispetto agli altri concorrenti. Come si fa a totalizzare più punti degli altri e soprattutto come si fa a raccogliere i punti durante un contest? E banalmente si totalizza un punto a chilometro in base ai collegamenti che vengono fatti. Ad esempio, se si collega un radioamatore di Rovigo, in linea d'aria sono, non so, 30 km e si raccolgono 30 punti. E quindi in una banda dove è abbastanza difficile anche andare molto distante, ho totalizzato circa 29.000 punti nella mia categoria, che è la categoria Low Power, ovvero la categoria bassa potenza, con un'apparecchiatura insomma di serie senza particolari amplificatori, e sono riuscito quindi a battere gli altri, facendo più punti degli altri. Dove sta la difficoltà? La difficoltà sta nel fatto di capire dove in quel momento gira la propagazione, sfruttare magari le riflessioni sugli aerei di linea, quindi una sorta di air scatter per mandare più in là il proprio segnale, e utilizzare anche la telegrafia, insomma, che è il metodo più antico, il codice Morse, che serve appunto per mandare più in là i propri segnali, sfruttando un tipo di modulazione una banda più stretta, e quindi riesce ad arrivare più distante possibile. Allora, i radioamatori hanno avuto un periodo veramente di grande successo negli anni 80, 70, 80. Adesso sono molto dimenticati, nel senso che sembrerebbe molto più facile attraverso il web raggiungere, però voi effettivamente lavorate su bassissime potenze, riuscite a raggiungere qualsiasi posto del mondo e siete stati utili, siete utilissimi quando si parla di terremoti, alluvioni, eccetera. Cosa potresti consigliare a un giovane che si vuole, tu sei molto giovane tra l'altro, che si vuole avvicinare a questa disciplina? Innanzitutto il radioamatore è un hobbista, cioè è un appassionato di tutto ciò che va via radio. E ovviamente fare radioamatore non è solo partecipare ai contest, quindi alle gare. Ci sono tantissimi radioamatori che nella loro vita non hanno mai partecipato ad un contest perché non gli piace, perché hanno altri interessi, e il hobby della radio è un hobby molto vario. Diciamo che è bello, in casi è bello mandare la propria voce, o il proprio segnale telegrafico a grandi distanze con mezzi, anche delle volte di fortuna. Basti pensare che io attualmente non ho grandissime antenne, ho una canna da pesca, una propria, vera e propria canna da pesca trasformata in antenna, che è proprio in giardino, e con quella riesco a collegarmi anche con l'America, con il Giappone, con la Nuova Zelanda e Australia, insomma in tutte le parti del mondo, ovviamente utilizzando bande di frequenza HF, quindi da 0 a 30 MHz, che hanno un tipo di propagazione troposferica che è completamente diversa da quella che mi ha permesso di vincere il contest, che quella è una banda UHF, che è una banda prettamente a portata ottica. Ovviamente, come dici tu, Leandro, è molto più semplice al giorno d'oggi andare via web, cioè con il web, con un clic siamo collegati verso tutti. Però qui arriva la soddisfazione degli hobby, che con apparecchiature autocostruite, antenne autocostruite, mandare proprio la propria voce senza l'ausilio di ponti,
cioè la propria voce parte dalla propria radio, dalla propria antenna e arriva a quella del corrispondente senza bisogno di ulteriori ponti o ulteriori strutture che ti permettano il collegamento. Basti pensare, giustamente dicevi tu, in caso di calamità, ma anche se provate a pensare quando ci sono le feste, ad esempio l'ultimo dell'anno, Natale, che si mandano via tanti messaggi, ci sono dei momenti nei quali, o i concerti, nei quali il telefono non funziona perché le celle sono sature, oppure in caso di calamità le celle telefoniche non funzionano perché hanno finito le batterie, e in quel caso ecco che il radioamatore, che è un hobbista, diventa proprio un vero e proprio servizio e può essere anche precettato dagli organi statali per rendere fattibili delle comunicazioni che in altro modo sarebbero inservibili. Ecco, per fare tutto questo bisogna essere abilitati, bisogna fare degli esami che per il CV, o meglio per la telegrafia. Tu hai parlato che durante i concerti potrebbe succedere che si inchioda tutto perché le celle sono piene, quindi se andate a un concerto portatevi tutta questa attrezzatura qua, così risolvete il problema. Come dico spesso, lunga vita alla radio. Lunga vita alla radio. Charlie Victor Julius.